Il nuovo centrodestra fa quadrato attorno a Luigi Troia, presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle, al centro di un acceso scontro politico con alcuni consiglieri di maggioranza vicini al sindaco Lillo Firetto. 8 quelli che hanno sferrato un duro attacco al suo ruolo istituzionale, ma anche a quello di politico ed esponente alfagnano. Sono Salvatore Bartolotta, Angela Di Gloria, Luigi Borgognone, Gianluca Di Gloria, Domenico Palumbo Piccionello, Giuseppe Filippazzo, Angelo Chipinti e Rodolfo Pagano, che in una nota definiscono strumentale la richiesta di ispezione sul bilancio avanzata da Troia, la cui politica spicciola e demagogica è volta a screditare anche l'aula che presiede. A sostegno di Troia scende in campo il gota del nuovo centrodestra agrigentino, a cominciare dal senatore Giuseppe Marinello, presidente della Commissione Ambiente del Senato, per il quale le battute dei consiglieri comunali di maggioranza sono ineleganti nella forma e di per sé inaccettabili. Luigi Troia, conclude Marinello, svolge il suo incarico di presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle da ben 9 anni ed è stato rieletto a maggioranza svolgendolo sempre con onestà politica e intellettuale e per il bene della città di Porto Empedocle. Sulla stessa lunghezza d'onda di Marinello si sintonizza l'ex deputato regionale Giancarlo Granata, componente della direzione nazionale del nuovo centrodestra, secondo cui Troia si è sempre contraddistinto nello svolgimento del suo incarico per obiettività e competenza. In campo anche il deputato nazionale Nino Bosco, secondo cui non è accettabile portare avanti una contrapposizione che ormai ha ampiamente travalicato la giusta dialettica politica, scadendo in attacchi personali inqualificabili. Per noi del nuovo centrodestra, conclude, la normale battaglia politica per l'affermazione delle idee non può e non deve in nessun caso superare i limiti del rispetto personale. Da parte sua Troia non demorde e rilancia la richiesta di confronto, carte alla mano, con il sindaco e assessore al bilancio del comune di Porto Empedocle, Calogero Firetto, su assetti finanziari dell'ente.